Buongiorno cari amici, benvenuti anche a oggi a una live del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, oggi parleremo primo, state lontano dal basso astral, da tutto ciò che porta nel basso astral. Però prima di iniziare questa mini super brevissima pillola, vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube di Ilde Gabba, al canale del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri social, in Facebook, Twitter, quant'altro, anche in Pinterest abbiamo messo qualcosina e chiaramente anche nel sito capitano.altavista.org potete scaricare 20 ebook di radionica, radiestesia, anche c'è qualcosa di magia, cabalistica e chiaramente anche chiriologia, lettura della mano che il vostro Marietto ha fatto praticamente 5 anni fa. E in più c'è anche una sezione shop, praticamente, per chi vuole comprare, acquistare qualche servizio di Ildegarma Veneziano. Vi ricordo che se mi contattate, che se non siete già miei committenti, nel senso clienti, se mi contattate in privato, visto che mi ricevo tantissime domande, roba del genere, solamente se siete committenti, cioè se volete un servizio a pagamento di 20 euro. Se no scrivete tranquillamente sui social che io quando posso, ho tempo, chiaramente rispondo. Bene, iniziamo un po' questa micropillola per spiegare certe dinamiche. Cioè, la prima volta che il vostro Marietto Veneziano ha visto il basso astrale è stato più o meno 6 anni e mezzo, 7 anni. Quando a un certo punto un signore, nome fantasia, Aristide, io ero sulla scala, a un certo punto perché non volevo fare quello che voleva lui era un classico massone da massoneria deviata, un tipo che si è avvicinato all'esoterismo dei Rolex d'oro, dei Porsche, Villa Monte Carlo, San Buono, insomma, quel specie di soggetto lì. A un certo punto non volevo fare quello che volevo lui, io mi ricordo che avevo una maglietta a righe, e su una scala mi ha massacrato così tante botte che sono uscito dal corpo. Sono uscito dal corpo e guardavo questo bambino che continuava a prendere le legnate, ero io. E a fianco a me c'era chi? C'era mio padre vero. Io l'avevo conosciuto qualche tempo prima e insomma gli dicevo: "Senti papà, ma visto che tu sei così tanto potente, ma perché non gli dici questo tipo di lasciarmi stare che ogni volta che lo vedo mi massacra di botte", no. Mio padre si volta verso di me e mi dice: "Ringrazia che ti sta pulendo il karma, ti dà una lucidatina al karma". E io avevo 6 anni e mezzo, ero fuori dal corpo dalle legnate che avevo preso ed ero un po' tutto tremolante, ma stavo male, no. Però visto che ero uscito non sentivo più il dolore, no, e allora a un certo punto mio papà dice: "Guarda che ti porto a vedere dove questo signore sta andando, no, e devi ringraziare questo signore che ti sta pulendo il karma". Al che, io lo seguo e nell'astrale il tempo non è come nel materiale, diciamo così. E per portarmi in questo posto dove quel signore lì sarebbe andato quando avrebbe lasciato il panno ci mi avevo messo 2 o 3 giorni, perché mi ha portato piccole dosi, non è che mi ha scaraventato a vedere quel posto. Mi ha portato, forse c'era anche il capitano degli alpini, non mi ricordo bene. Poi mi ricordo che quando io alla fine sono riuscito a entrare in questo posto, no, sebbene ero sempre su quella scala svenuto, no, sono stato scioccato perché non esiste un aggettivo per quantificare il dolore che una persona prova quando un essere umano prova quando è nel basso astrale. Al che cosa è successo? Quando son tornato indietro, no, e ho incontrato questo soggetto, sono entrato nel corpo e gli ho detto: "Senti Aristide, io farò tutto quello che vuoi tu, però tu mi devi promettere che non morirai mai, perché andrai in uno di quei posti che non esiste qualcosa che posso, dirti", e avevo 6 anni e mezzo, eh. In più gli avevo detto: "Guarda, io ti ho già visto anche rinascere, no, e quel giorno io avrò 50 anni e tu sarai messo così male, ma praticamente le cose si invertiranno, solo che non avrai neanche bisogno più di toccarti. Tu rivivrai tutto quello che mi", e avevo 6 anni e mezzo, Perché vi racconto questa storia qui? Poi ho rivisto altre volte dei libri che mi hanno fatto vedere invece in questo piano materiale quanto erano cattivi. Io gli ho domandato: "Ma come fate a essere così buoni?" No, e lui mi ha detto: "Noi prendiamo tutta la cattiveria dell'essere umano e la concentriamo. Non siamo noi che lo facciamo, ma siete voi". Quindi quando il vostro marietto vi dice di stare lontano dagli angeli colorati
alla come si dice, a Michelangeli, gli arcangeletti che o gli extraterrestri che vengono giù alla comanda, no, voi canalizzate, perché queste entità, no, come l'Aristide ad esempio si è venduto per un paio di Rolex d'oro, 3 o 4 palazzi e 25.000 € al mese. Però quando si è poi di là e arriva il conto, il ticket, il billet, no, è difficile. È difficile poi andare a raccontare agli al perché di là ci sono altre regole che non ci sono di qua. Quindi cari miei, quando la Chiesa, di Stato ha inventato l'inferno, perché il Dante gliel'aveva suggerito, no, sapete che il Dante faceva parte di un gruppo che si chiamano Fedeli d'amore, che derivavano dai cabalisti. Cabalisti, fedeli d'amore, Rosa Croce e massoneria, no. Quando il Dante ha avuto l'idea di dire alla Chiesa di Stato: "Guardate che esiste l'inferno", subito la Chiesa di Stato ci ha fatto un mercimonio, ha cominciato a vendere indulgenze per schivare l'oliva. Il problema, no, che una volta magari il 90% delle persone aveva già una vitagrama e quindi non andava nel basso strano. Oggigiorno c'è una fetta di persone che si sta guadagnando il basso strano in tutti i modi possibili e inimmaginabili, proprio perché son materialisti. Addirittura il mio vecchio mi disse quando ero in Australia: "Tu rischierai di andare lì a 23 anni, ma ti salverai per un peletto, eh". Quindi io a 23 anni infatti stavo per diventare un materialista, poi per grazie ricevute dalla Keter, mi sono salvato grazie a un pastore evangelico, perché se no a quest'ora avrei già staccato il biglietto per il basso strano. Quindi a tutti quelli che seguono il Marietto, a tutti quelli che praticamente, come si suol dire, sono, nati anche nei gruppi social, no, in cui si predica l'amore colorato da New Age, questi sono ticket per il basso strada, perché uno va lì e si pensa. L'altro giorno leggevo una tipa che si era è arrivato un callo al piede, subito ha chiesto 10.000 persone, di mandargli angeli colorati. Signori, non sono mica tutti stiti di santo, vi può arrivare un demone, un genio. Capite la difficoltà? Per questo che il vostro marietto vi dice sempre ovetto colorato, cerchio di fuoco e tutti i circuiti immaginabili possibili, perché le come si dice, le protezioni non bastano mai. Quindi, l'Aristide ormai si è rincarnato ed è messo male, per fortuna non può fare male a nessuno, però tutti i santi giorni lui rivede il basso astrale, appena apre gli occhi, se riesce a aprirli ancora. Quindi il basso astrale esiste, non è una fantasia. Io a 6 anni e mezzo ho avuto, tra virgolette, "la grazia di Dio" che ho trovato l'Aristide che mi puliva il karma e il mio padre che mi ha portato al basso astrale a vedere cosa vuol dire, no, e quindi lasciate stare la materialità. Il giusto per vivere tutti i santi giorni e lasciate stare quelli che vogliono andare in TV con Rolex d'oro o nei social a pontificare che parlano con Michelangelo, l'arcangelo Gabriele, la Madonna e tutti i santi in colonia. Lasciateli stare e cercate sempre di attivare tutti quei piccoli circuiti, piccoli aiuti che il legame monetario consigliano, no, e poi chiaramente la risalita verso la terra. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.